Sabato 28 gennaio si è svolto al Teatro Battistella Moccia il convegno annuale del CAI di Pieve di Soligo. Di fronte ad un folto pubblico composto da soci e appassionati della montagna, il presidente uscente Sergio Soldan si è soffermato sui principali eventi organizzati dalla sezione durante il 2016. Oltre alle amministrazioni comunali, erano presenti i presidenti della scuola di sci alpinismo Monte Messer e quello di arrampicata Maisandre, oltre ai rappresentanti del CAI di Conegliano, di Vittorio Veneto e di San Polo di Piave. Molte le proiezioni audiovisive che attraverso spettacolari immagini hanno portato il pubblico tra vette e ghiacciai dolomitici, ma anche nel territorio prealpino con il documentario dedicato alla manifestazione di fine estate Malghe tra Melle Miane, dove il CAI di Pieve di Soligo è stato presente organizzando una palestra di roccia dedicata ai più piccini. Dopo la consegna delle aquile d'oro ai soci iscritti da 25 anni, l'assessore di Farra di Soligo Mattia Perencin ha donato al CAI il diploma di Ambassador European Wine City. Infine è seguita la premiazione del concorso fotografico rivolto agli appassionati della montagna. Vincitore del concorso Francesco Pederiva, con una magnifica immagine delle Cinque Torri al tramonto. L'evento ha segnato anche il passaggio delle consegne tra i presidenti della sezione. Michele Andreola è da quest'anno alla guida del sodalizio pievigino. La responsabilità è importante sicuramente, molto importante, anche perché il passato è un passato molto ricco e quindi mantenere il passato è già un impegno molto importante. I programmi del 2017 cambiano non di molto dal 2016 con delle iniziative comunque sempre nuove rivolte soprattutto all'aspetto giovanile. Il consiglio direttivo precedente e anche questo lavorano su questa direzione, puntiamo molto nel portare i giovani e far conoscere i giovani la montagna. 6 anni, 2 mandati, direi bellissimo, un ricordo bellissimo, gente straordinaria. Ho lasciato il testimone al mio vicepresidente che credo sia ancora più adatto, è partito in quarta, è come una macchina moderna con 7 marce, quindi ha ancora diverse marce da mettere dentro per il primo mandato e poi gli auguro di fare il secondo. Una sezione CAI di Pieve di Soligo più in forma che mai, quindi, pronta per ingranare, è il caso di dirlo, la marcia giusta per la stagione 2017.